Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Sono in corso i preparativi per accogliere Papa Francesco, che sarà in visita pastorale a Venezia domenica 28 aprile. Sono in corso di allestimento sia il palco in piazza San Marco, a lato del Museo Correr, dove il pontefice celebrerà la messa, che il ponte galleggiante che gli consentirà di raggiungere l'area di San Marco da Punta della Dogana. Il pontefice arriverà in città alle ore 8 e la conclusione della visita è prevista intorno alle ore 14. La città di Venezia gli renderà omaggio anche tramite l'alzaremi da parte del mondo della voga e delle remiere. Nella mattinata odierna presso il Museo delle Civiltà di Roma, il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato al direttore del museo 2 importantissimi reperti archeologici mesoamericani. I reperti, insieme ad altri 33 beni di interesse archeologico, sono stati sottoposti a sequestro, stante l'assenza di un valido titolo di proprietà da parte del detentore, la cui collaborazione è stata altresì importante nel corso delle indagini. Dagli accertamenti effettuati sono inoltre emerse ipotizzabili responsabilità penali a carico di un soggetto deceduto per i reati di ricettazione e messa in circolazione di beni contraffatti. Cambiamo argomento. L'università arriva a Chioggia. L'ULSS 3 Serenissima è infatti attiva da quest'anno, insieme all'Università degli Studi di Padova, un nuovo corso di laurea in infermieristica. Avrà sede, come detto, nella cittadina clodiense, negli spazi messi a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. I 50 giovani che vorranno aderire, è stato spiegato, potranno così formarsi alla professione infermieristica senza doversi spostare dalla città di Chioggia o trovando in Chioggia la città ospitale per il loro percorso di studio. La Forza del Sorriso Onlus e l'ULSS 4 hanno inaugurato la ripartenza di laboratori di bellezza gratuiti all'ospedale di San Dona di Piave in presenza. Il servizio è gratuito ed è dedicato alle donne in trattamento oncologico, indipendentemente dalla regione di appartenenza e dalla sede presso cui sono in terapia. Per conoscere le prossime date e avere informazioni in merito ai laboratori di bellezza all'ospedale di San Dona di Piave, si può contattare il numero di telefono che vedete in sovraimpressione 0421 227275 oppure scrivere un'email all'indirizzo sempre che vedete in sovraimpressione oncologia.sandona@auls4.veneto.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.